Nasce a caso perché ho avuto a che fare con questo materiale che è la camera d'aria. Partiamo dal presupposto che mi piace l'arte, ho sempre fatto qualcosa di artistico e quindi comunque mi piacciono i materiali. Sono venuta a conoscenza di questo materiale e l'ho utilizzato al di fuori dal suo contesto, quindi al di fuori dalla camera d'aria per gonfiare per la ruota, ecco. E ho visto che è un materiale molto duttile, si può utilizzare in molti modi e quindi ho iniziato a sperimentare. Sono partita principalmente a fare dei pezzi artistici, quindi proprio inizialmente la camera d'aria l'ho usata per fare le cornici di alcuni quadri. Da lì, conoscendo il materiale, ho visto che si poteva utilizzare in svariati modi e lavorare in svariati modi, quindi dalle cornici dei quadri sono passata alle sculture, dalle sculture alle maschere, perché comunque mi piace il mondo dello spettacolo, ecco, diciamo così, e mi piace fare spettacoli e creare la scena dello spettacolo. E quindi fare queste maschere, e dalle maschere sono passata ai vestiti. E da lì, essendo legata anche alla natura, agli animali, alle piante, ho iniziato a tagliare la camera d'aria facendo delle piume e da lì sono nati diversi pezzi che inizialmente abbiamo usato su delle sfilate, su degli spettacoli e poi pian piano, così a caso, mi sono aperta una pagina su un e-commerce che è Etsy, che vende cose artigianali principalmente, e ho iniziato a vendicchiare qualcosa, soprattutto dei pezzi come appunto il collare monospalla, che è il pezzo più venduto, diciamo che è questo qua. E niente, dopo... Per il futuro quali sono i progetti? Beh, che l'azienda cresca, di vendere quei 10 prodotti al giorno minimo e niente, di poter vivere io e le persone che mi accompagnano in questo viaggio, poter vivere, insomma, non sopravvivere. Oddio, non ci riconosciamo a Vittorio quanto neanche in Italia in realtà, perché c'è sempre una sorta di pregiudizio rispetto forse al lavoro artigianale, nel senso che non si riesce a dare il giusto prezzo a un lavoro fatto a mano, cioè non si riesce a dare un prezzo al tempo che si impiega per fare un lavoro. Mentre all'estero, noi vendiamo soprattutto all'estero, cioè in Italia vendiamo qualcosina ma ben poco, e all'estero viene molto più apprezzato il lavoro artigianale, il tempo che ci impieghi, perché ovviamente a noi ci piace dedicare del tempo a quello che facciamo, cioè per noi il nostro lusso è inteso proprio nel tempo e nella passione che ci impieghiamo per fare quello che facciamo, i dettagli, ci vuole tempo. Ecco.